Venerdì 17, buongiorno Sicilia, da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi lo sciopero generale, vedremo orari, categorie che vi partecipano, ma anche lo scontro che l'agitazione ha determinato con il governo. E poi la stagione teatrale al Metropolitan di Catania con Alessandro Idoneo, direttore artistico nostro ospite, sarà al via domani con Cameriera Cercasi. E ancora nostro ospite il cantante e attore Danilo Arena, che ci presenterà il suo nuovo album Lettere Mai Spedite. Ma prima di tutto l'attualità, la cronaca, ancora episodi di violenza purtroppo contro autisti dell'azienda dei trasporti di Catania. Questo di ieri è il terzo in meno di un mese, è successo in Viale Cristoforo Colombo. La vittima, l'autista, è stato preso a pugni, minacciato con un coltello. I sindacati chiedono la convocazione del comitato per l'ordine e la sicurezza. Un autista della MTS, il terzo episodio di violenza in poco meno di un mese nel capoluogo etneo ai danni di un conducente di mezzi pubblici. L'assalitore, un extracomunitario, è entrato in azione in via Cristoforo Colombo. Qui, dopo un battibecco con l'autista, che non ha accettato la sua richiesta di scendere dal mezzo dove non era prevista una fermata, l'uomo ha trascinato il conducente fuori del mezzo e poi lo ha colpito con dei pugni, prima al volto e poi al petto. Successivamente, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'aggressore ha estratto un coltello, minacciando il conducente dell'autobus della linea 538 che è stato trasportato al pronto soccorso per le cure del caso e dove ha denunciato l'aggressione subita. Al vaglio adesso degli investigatori le immagini delle telecamere di sorveglianza a bordo dell'autobus. Quella di oggi, come detto, è la terza aggressione contro autisti della MTS. Lo scorso 19 ottobre un uomo a bordo di uno scooter aveva inseguito e minacciato il conducente di un mezzo pubblico fino alla capolinea, sparando dei colpi di pistola in aria solo perché gli era stato fatto notare che era in controsenso. Il 3 novembre invece un altro autista era stato schiaffeggiato dopo un diverbio sempre con un motociclista. L'azienda trasporti condanna questo ennesimo episodio di violenza e annuncia che si costituirà parte civile contro l'aggressore. In una nota la Will Trasporti chiede maggiore attenzione da parte delle istituzioni e si rivolge al prefetto chiedendo di portare la questione al prossimo comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Parliamo di sanità, le liste d'attesa sono interminabili, sempre più siciliani rinunciano a curarsi negli ospedali della nostra isola, e quanto viene fuori da un'indagine di Federconsumatori. Sempre più persone in Sicilia rinunciano a curarsi per le interminabili liste d'attesa che ci sono negli ospedali dell'isola. È la fotografia che arriva da un'indagine nazionale di Federconsumatori e che riguarda anche la nostra isola. Un problema che attanaglia tantissimi siciliani e che rappresenta un allarme concreto. Sta aumentando il numero di persone che più non si curano. E tra l'altro, se una volta era soltanto per motivi economici, adesso gran parte delle persone non usufruiscono di prestazioni sanitarie, soprattutto a causa dei tempi di attesa delle liste. Anche un anno di attesa per una visita ospedaliera come quella che dovrebbe sostenere questo cittadino palermitano. Praticamente dovevo fare urgentemente una visita cardiologica con elettrocardiogramma, io che ho 4 bypass. Da aprile mi hanno prenotato a dicembre la prima visita. L'altra visita, devo passare urgentemente anche una visita oculistica perché non ci vedo bene, addirittura mi hanno rinviato a febbraio del prossimo anno. Tempi insostenibili per chi invece dovrebbe avere priorità. I dati ci dicono che la gran parte delle persone che poi non si attivano anche per le liste di attesa lunghe, e sono in Italia ben 1,7 milioni, sono le persone più fragili, quelle che hanno più patologie. Ma c'è anche chi rinuncia a curarsi in Sicilia per il costo dei farmaci. Prendo un integratore che serve per il cuore, una scatola costa a pagamento 28 euro. Mia moglie, che soffre di osteoporosi e cammina con il bastone, deve prendere 2 farmaci che sono degli integratori per le ossa. Uno costa 14 e uno 24 euro. Chi è che si deve curare? Io o mia moglie? Io non mi curo più, preferisco curare mia moglie. Davvero incredibile sentire queste parole.
Passiamo ad altro per il momento, parliamo di Caro Voli. L'Antitrust ha avviato una nuova indagine, questa volta per verificare la legittimità dell'uso degli algoritmi, cioè le formule automatiche di Internet che determinano poi le tariffe dei prezzi anche in Sicilia. Intanto il governatore Schifani ha annunciato che oltre a Euroitalia anche ITA farà sconti ai residenti siciliani. Vediamo. Innanzitutto la bella notizia di oggi è veramente molto positiva. L'Antitrust, in forza dei poteri del decreto fortemente voluto dall'amico Adolfo Urso, il ministro Urso, con il quale mi sono sempre confrontato, in forza di questi nuovi poteri ha attivato, e in forza anche dei ricorsi pregressi della Regione e degli altri, ha attivato un'indagine conoscitiva sull'applicazione anonima degli algoritmi, e quindi già questa è una bella notizia. Noi come Regione abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo approvato degli incentivi, degli sconti, la possibilità di sconti del 25% per tutti i residenti in Sicilia. Attendiamo l'adesione delle compagnie, già ne sta per arrivare quella di Euroitalia, la quale mi ha annunziato che addirittura nel periodo natalizio aumenterà il numero dei voli, le tratte Palermo, Catania e Comiso per Roma e Milano, quindi anche questa è una bella notizia. Bene, e allora è venuto il momento, Angelo, di dare un'occhiata ai quotidiani siciliani. Sì, partiamo proprio da questa ultima notizia, nel senso abbiamo sentito le parole del governatore Schifani e parliamo di Caro Voli. ITA partecipa al bando della Regione. Caro Voli, dopo Aeroitalia, ha acquisita una seconda disponibilità. Schifani, una bella notizia, finalmente l'Antitrust indaga sull'algoritmo che fa lievitare i prezzi dei biglietti per le isole. Questa è, diciamo, la notizia che abbiamo già evidenziato. Andiamo adesso alla prima pagina della Sicilia con intanto lo sciopero, la sfida alla linea di Salvini. C'è lo scontro tra chiaramente da una parte CGIL e UIL che preparano un ricorso contro la precettazione. Oggi la prima giornata di stop, ma non del trasporto aereo. E poi ancora si parla di lavoro, emendamento del centrodestra fa saltare l'opzione salario minimo, che era una sorta, diciamo, della paga, diciamo, paga oraria base per chi non ha un contratto. Forse sarà il governo a decidere poi su questo tema. In prima pagina stamattina leggiamo la carne e carne. Che cosa significa questo titolo? Significa che l'Italia dice no alla bistecca coltivata. La Camera approva la legge che vieta il cibo sintetico. C'è stata tensione dunque per questa vicenda. E poi il caso del bimbo abbandonato a Ragusa adesso è conteso, la madre biologica presenta criticità, questo è il virgolettato. Andiamo a vedere all'interno. La famiglia naturale del bimbo vuole mantenere il più stretto riservo sulla vicenda, ma posso dire, sono le parole del legale, che la madre del piccolo è stata dichiarata idonea a crescerlo da un pool di periti nominato dal Tribunale di Catania. A parlare l'avvocato Iemmolo, che è il legale della madre biologica di Vittorio Fortunato, che con il padre naturale, diciamo, ricorderete, il padre naturale ha abbandonato il figlio appena nato in un sacchetto di plastica il novembre del 2020. Una vicenda di cui ci siamo occupati di recente anche ai nostri telegiornali. Allora andiamo a vedere ancora sulle pagine della Sicilia, perché l'Italia comunque è stata condannato comunque a una procedura per i balneari, per l'assegno unico, pagamenti, sono le 3 procedure dell'Unione Europea contro l'Italia, quindi l'Italia deve fare attenzione perché adesso l'Unione Europea ci sta col può fiato. sanzionarci. Esattamente. E poi c'è un sondaggio itinerante della Wilca Will. In Sicilia cresce del 12,2% la desertificazione bancaria. Chiuse 175 filiali, sportelli solo in 253 comuni, evidentemente insomma c'è una stretta da questo punto di vista. E poi la pagina dedicata alla città di Catania, vediamo subito, sempre sulla Sicilia, blitz nella Fossa dei Leoni, piazza storica del Cappello, 11 gli arrestati, 3 i latitanti di questa operazione. E ancora a Catania, sempre per la cronaca, autista di un autobus picchiato da un passeggero minacciato con il coltello, l'abbiamo sentito proprio in apertura.
Due notizie: il Museo dell'Etna, così rivive l'ex ospedale, parliamo del Vittorio Emanuele, sono stati consegnati i lavori per realizzare un centro culturale, e poi ieri a Catania, il villaggio della protezione civile, dove si impara cosa fare nelle emergenze. Fino a sabato la tappa del roadshow Pronti all'azione, che coinvolge esperti e volontari a confronto con i cittadini. Una protesta che è quello del Plesso Tasso 2, chiude le lezioni di pomeriggio, la rabbia dei genitori, lo abbiamo seguito nel corso del telegiornale proprio ieri sera. Restiamo sulla città di Catania, perché c'è stata una perdita di gas nei pressi del tribunale ieri, caos caotico, una fuga riparata poi in serata. E oggi, attenzione a questa notizia, c'è un vertice in prefettura sulla sicurezza, proprio sulla circonvallazione di Catania. Alle 11 in prefettura c'è una riunione per esaminare la situazione sulla sicurezza stradale lungo la circonvallazione. All'incontro sono invitati a partecipare il sindaco Trantino, il comandante della polizia locale, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, insomma le forze dell'ordine, per cercare di trovare... Dopo la morte della povera Chiara è inevitabile fare, come dire, provvedimenti in questo senso. Poi ancora abbiamo sulle pagine interne un approfondimento su quella che è la notizia dell'operazione Fossa dei Leoni. 14 le ordinanze, ma 3 sono ancora latitante. Sgominata la storica piazza di Spaccio de Cappello, redditizia organizzata in modo capillare. Pensa, c'erano dei turni dalle 9 alle 22 e nomi in codice per la droga. La camicia indicava la cocaina, i crackers il crack, il giubbotto la marijuana. Lasciamo adesso la Sicilia, siamo alla edizione di Palermo di Repubblica. Tutto il dolore del fine vita in Sicilia, 120 SOS ogni mese. Le chiamate all'associazione Coscioni su biotestamento e suicidio assistito, spiegateci come si fa, e via anche alla raccolta di firme per portare all'Ars una legge di iniziativa popolare. Ma c'è altro? Intanto l'agenda rossa risveglia i misteri di Arnaldo La Barbera, la nuova indagine, e vedete, stavolta si parla ancora di abusi edilizi. Repubblica dice: il caso spunta un altro condono per gli scempi in riva al mare. Le pagine interne di Repubblica, a proposito del fine vite, Cappato, la consulta ha dato l'ok, sull'eutanasia si muova la regione. C'è un'intervista proprio con Marco Cappato. C'è disinformazione, cittadini e medici non conoscono la questione, i diritti esistono solo sulla carta e quando si prova ad ottenerle vengono calpestati. Queste sono le sue parole. E invece, per quanto riguarda le costruzioni abusive, si parla di scandalo sulla pagina intera di Repubblica. Ricostruzioni facili in riva al mare, la regione ci riprova con il condono. Movimento per le Autonomie e Nuova DC ipotizzano che gli edifici sul litorale possano essere ristrutturati cambiando i prospetti e autorizzando l'aumento delle cubature. È una storia di cui ci si occupa ormai da tempo. E poi la vicenda che abbiamo visto sempre sulla prima pagina: Arnaldo La Barbera, il super poliziotto tra servizi segreti e sospetti di mafia, un personaggio controverso che da capo della mobile arrestò diversi latitanti. Il suo nome nell'inchiesta sul depistaggio borsellino e ora sull'agenda rossa. Il pentito onorato: avevo l'incarico di ucciderlo ma poi mi fermarono perché i Madonia tenevano a lui. Queste sono le parole di un pentito. Restiamo sempre sulle pagine interne di Repubblica con un dato che riguarda diciamo la scuola, in particolare alla Madre Teresa di Calcutta. Scuola a metà da 15 anni, la preside non si arrende. 600 metri quadrati inagibili più un ascensore e l'impianto di riscaldamento mai realizzati. Sono almeno 15 anni che il plesso Maria Teresa di Calcutta in via Macheda praticamente soffre di questi problemi. Lavori di ristrutturazione iniziati e interrotti per mancanza di fondi siano ultimati una volta per tutte. Questa è la richiesta che viene fatta. Una situazione che riguarda l'edilizia scolastica, che coinvolge diverse città. Ieri abbiamo visto cosa è successo a Catania proprio per un istituto che è considerato, diciamo, poco sicuro e inagibile. Il caro voli sulla prima pagina del Giornale di Sicilia: decolla l'antitrust, dopo quella del duopolio ITA-Ryanair scatta un'altra indagine nel mirino, l'algoritmo che fa
salire i prezzi alle stelle, Aeroitalia potenzierà le tratte natalizie per Milano e Roma. Ci sono le verifiche dell'Authority sulle procedure informatiche, la compagnia di bandiera aderisce intanto agli sconti sui biglietti che sono stati varati proprio dalla Presidenza della Regione. Fiorello dice ormai ci conviene prendere il jet di Briatore, torna di nuovo la sua provocazione. E ancora, sempre sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, fondi dalla Regione ai privati per snellire le liste di attesa, fatto l'accordo, stanziati circa 18 milioni per potenziare questo settore, quello delle prestazioni ambulatoriali. Ora inizia il confronto con le cliniche per un'intesa sui posti letto e anche per i ricoveri. Ma c'è di più, vedete questa foto notizia, questa impressionante foto. Esattamente. Addio discariche? No, vanno ampliate. Allora cerchiamo di capire che cosa succede. Saranno costruiti 2 termovalorizzatori, ma non potranno essere pronti prima del 2030. Così sono previsti 24 impianti per biometano e compostaggio. Prosegue l'invio all'estero della spazzatura che produciamo praticamente nella nostra terra. Lo sciopero, CGIL, UIL, sit-in e cortei oggi in tutta la Sicilia, ne parleremo in mattinata. E siamo adesso sulla Gazzetta del Sud, che apre con il caro voli. Anche qui l'antitrust torna alla carica, intanto anche Ita Airways dice sì al piano sconti proposto dalla Regione, aperta un'altra indagine sull'insopportabile aumento dei prezzi dei biglietti per chi viaggia verso la Sicilia. E poi ancora RFI rinuncia a costruire le 3 nuove navi previste per il collegamento dinamico sullo stretto di Messina. La prima gara è andata deserta, alla seconda hanno risposto 2 cantieri navali, ma alla fine tutte le procedure che erano state avviate nel 2022, rimaste bloccate, sono state azzerate da RFI. Quindi niente navi, assolutamente. Niente incremento di traghetti. Questa non è una buona notizia. Oggi lo sciopero, ma Landini farà ricorso. Stop ai trasporti del 9 alle 13, resta fermo lo scontro fra CGIL e UIL da una parte e il governo dall'altra, si ferma pure la scuola. E abbiamo ancora qualche altra notizia, perché sulla città di Messina ne abbiamo parlato già ieri. Oggi gli interventi sulla rete idrica, disagi inevitabili per la città dello Stretto, dove ci saranno diversi problemi. Mi pare che ci possiamo fermare qui per quanto riguarda la rassegna stampa regionale. Facciamo una breve pausa e poi dopo i quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, con Angelo Gagliano vediamo poi i quotidiani nazionali. Vediamo subito i quotidiani nazionali, partiamo da Repubblica, la sfida della piazza a proposito dello sciopero generale. Parte oggi da Roma la mobilitazione di CGIL e UIL per contestare la manovra. Si parte dalla città del centro Italia a fermarsi per 8 ore il pubblico impiego, la scuola e l'università, pronti ricorsi contro la precettazione. Carne coltivata, Prandini Coldiretti aggredisce della vedova, e questo insomma sì, c'è Piazza Montecitorio c'è tensione, un tafferuglio, un po' di tensione. E poi ancora l'intelligence di Gerusalemme, i capi di Hamas nascosti nel sud, e Biden Xi, dopo le accuse al dittatore la mano tesa. Questa è la situazione dopo il vertice. Intanto sull'agenda rossa ne abbiamo già parlato, l'inchiesta era a casa di La Barbera a proposito dell'agenda rossa. E lasciamo stare la prima pagina adesso di Repubblica, siamo ancora stavolta sul Corriere della Sera, perché ci sono 2 fatti in primo piano. Si torna a parlare sempre di questo confronto che c'è stato, il bilaterale tra Biden e Xi, però Biden ha gelato Xi dopo il dialogo, ha detto è un dittatore, ma il leader cinese ha conquistato gli imprenditori statunitensi, e a metà pagina possiamo vedere come ci sia la stretta su borseggi e truffe, perché c'è un provvedimento forte del Consiglio dei Ministri, norme su accattonaggio, occupazioni, blocchi stradali. E poi a proposito di balneari a assegno unico c'è il no dell'Europa che ha bacchettato l'Italia, ha aperto delle procedure di infrazioni, arresti possibili per le donne incinte e anche o madri, le opposizioni e un colpo di mano. La fotonotizia stamattina è dedicata ai ragazzi che sono spariti, è un giallo, Giulia e il suo ex, la doppia
ricerca, non si trovano Giulia e Filippo, l'unica traccia dell'auto di lui, un appunto, resta quella vicino a Cortina, risale a domenica, le ricerche al confine con l'Austria. Ieri la ragazza si sarebbe dovuta laureare e speriamo che ci possa essere un lieto fine per questa vicenda. E poi altre notizie che riguardano proprio la guerra, i parenti dei prigionieri israeliani, la marcia per gli ostaggi, hanno sfilato per chiedere chiaramente la liberazione. Alla Camera l'Italia vieta la carne coltivata e alla fine scoppia, l'abbiamo già detto, la rissa. Questa è la prima pagina del Corriere. Sulla Stampa c'è l'apertura che è dedicata proprio alla riforma, a questa nuova stretta sulla sicurezza, agenti armati anche in Borghese. Pronta la bozza del decreto legge sicurezza, pugno duro su carceri, blocchi stradali e anche per gli ecoattivisti e per i borseggiatori. Fisco, c'è una nuova sanatoria per 100.000 contenziosi, balneari a segno unico, c'è l'ultimatum dell'Unione Europea al nostro paese. Altre notizie: il giallo, mio figlio Filippo non è possessivo e non farebbe mai del male a Giulia, e speriamo che la mamma abbia ragione. E ancora Biden-Xi, c'è l'accordo per frenare i conflitti, summit che allontana una guerra mondiale, quello tra Biden e Xi Jinping. E poi fotonotizia, una notizia che viene ripresa comunque anche da altri quotidiani. Khaled spacca Torino, Ateneo occupato, collegamento con l'estremista palestinese. Quello che è successo viene criticato da più parti per questo invito in videoconferenza. Poi Avvenire parla di un altro giro di vite a proposito dei provvedimenti adottati dal governo, dall'esecutivo. Un nuovo pacchetto per la sicurezza, stanziati 1,5 miliardi per forze armate e polizia, strette su borseggio, truffa agli anziani, rivolte in carcere, maggiori tutele per gli agenti dall'Unione Europea. C'è la bacchettata su balneare a segno unico, discrimina gli stranieri. Questo è il punto di vista di Avvenire. E poi vedete la guerra verso Gerusalemme per gli ostaggi, marcia per la libertà e spari sull'ospedale. Ancora abusi, la rete della Chiesa, priorità alla prevenzione. Dal 2020 formati 43.000 operatori ad hoc, nel 2022 segnalati 32 casi. E ancora, sempre sulla prima pagina, lavoro, un salario minimo, il governo si prende 6 mesi in più, oggi intanto c'è lo sciopero, scrive così Avvenire. Da Avvenire invece andiamo al Fatto Quotidiano, che ha un titolo piuttosto forte: 49 milioni, lo Stato deve chiedere i danni alla Lega, Salvini nei guai, risarcimento d'immagine alla Camera, parte civile. Questo è quello che racconta il Fatto. È partita la procedura dopo il processo Bossi-NC, mai fatta la causa civile, ora provvede l'Avvocatura dello Stato. Questo intanto il titolo principale. Meloni inventa reati, galera a chi protesta. Questa è la sintesi del Fatto Quotidiano. Sul Messaggero: metro vietata agli scippatori, in Consiglio dei Ministri vara il pacchetto sicurezza, stretta sulle occupazioni e sulle truffe agli anziani, assicurazione obbligatoria per i monopattini, carne sintetica vietata la produzione e anche la vendita. E poi un approfondimento: abbandonò il figlio tra i rifiuti, i giudici glielo restituiscono, ordinanza del Tribunale di Catania, la donna ha ottenuto il riaffido del bimbo di 3 anni. Poi fotonotizia: Totti e Spalletta, l'abbraccio del cuore, la riconciliazione avvenuta all'ospedale Bambino Gesù in vista e proprio in visita dei piccoli anziani. Mi piace stamattina evidenziare ancora una volta come c'è stata l'impresa continua, il sogno di Sinner a quelli che sono le ATP Finals. Sinner da record tra i primi 4, quindi praticamente conferma il suo grande momento. Il giornale ha un titolo tutto suo: l'ora legale. Questa è la visione fatta dal giornale. Ok al pacchetto sicurezza, che si viene sintetizzato in 4 punti. Nasce il diritto di occupazione abusiva di immobile da 2 a 7 anni, un iter d'urgenza per liberare le case.
Il blocco stradale diventa un reato, gli attivisti che paralizzano il traffico rischiano fino a 2 anni di carcere. C'è un giro di vite contro l'accattonaggio e contro le borseggiatrici, possibile arrestare le ladre incinte. Poi sono state inasprite anche le pene per chi truffa gli anziani e per chi organizza rivolte in carcere o nei CPR, agenti più garantiti da questo punto di vista. Poi lo scandalo all'università, la terrorista araba sale in cattedra a Torino, ci sono state tante discussioni. I rilievi che vengono fatti dall'Unione Europea, pagamenti più rapidi alle imprese, l'Europa tira le orecchie all'Italia perché insomma è un pochettino più lenta, anzi direi molto lenta. Ora Landini ricorre contro il governo a proposito della precettazione e noi in Italia, scrive ancora il giornale, siamo i primi a dire no alla carne sintetica, il voto alla Camera, lite fra Coldiretti e più Europa. Dal giornale adesso leggiamo il titolo della Verità: i disastri su salari e pensioni dell'uomo che paralizza l'Italia, bilancio di 4 anni di Landini alla guida della CGIL. Questa evidentemente è una visione tutta della verità, stretta su truffa agli anziani e ladri di case, e ora i blocchi stradali diventano un reato. Sulla carne artificiale sconfitto anche Mattarella, da oggi in Italia è fuori legge, così scrive la Verità. L'Unità, che ha un titolo assolutamente, anzi 2 fatti messi a confronto, titolo opposto a proposito delle riforme sulla sicurezza: più carcere, meno sindacati, come fai a non dire che sono fascisti? Questa è la domanda che fa l'Unità sullo sciopero generale di oggi, sulla precettazione. Niente tunnel, solo cadaveri, l'assalto all'ospedale è stato un flop sanguinoso, questo è il racconto dell'Unità. Sul Libero, il PD vuole graziare le borseggiatrici rom, dal campo largo al campo nomadi. Dem in rivolta contro la stretta del governo, le donne incinte fermate per furto non saranno rimesse automaticamente in libertà, pene più dure per chi blocca il traffico e occupa le case. Intanto la Schlein in fuga ha rifiutato praticamente l'invito alla festa di Fratelli d'Italia. Un richiamo sul vertice Cina-Stati Uniti, Xi dittatore, Biden stavolta non ha mentito. Questa è la riflessione di Libero. Su Manifesto il titolo con fotonotizia, eccolo qui: spiazziamo, torna lo sciopero generale nelle regioni del centro, nord e sud, si fermano i lavoratori sia del pubblico impiego, per 4 ore anche quelli dei trasporti, frenati dai dispetti di Salvini, piazze ancora più piene, prevedono CGIL e UIL per i diritti e per i salari, è solo il primo giorno. Noi non so se abbiamo altro tempo, anzi no, ci dobbiamo fermare qui a modo di approfondire altro. Ma certamente. Dello sciopero generale parleremo fra pochissimo, ci sarà con noi Salvo Bonaventura, che è segretario generale della UIL Trasporti. Adesso guardiamo il tempo. State con noi, buongiorno Sicilia. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Bel tempo al nord Italia nella giornata di venerdì, un po' di variabilità al centro, mentre al sud Italia attesa dell'instabilità, specie dalle ore pomeridiane. In dettaglio diamo uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia, contesto appunto di variabilità per la giornata di venerdì, con nubi irregolari in transito, ma non mancheranno anche degli spazi soleggiati. Da segnalare però qualche rovescio sulla fascia tirrenica. Temperature massime che raggiungeranno anche punte di 26 gradi, ventilazione sostenuta, venti che tenderanno ulteriormente a rinforzarsi per quanto riguarda la giornata di sabato, con mari in prevalenza molto mossi o agitati. Giornata che però trascorrerà all'insegna del bel tempo grazie al rinforzo dell'anticiclone. Non mancheranno infatti ampie schiarite per l'intera giornata. Le temperature massime tenderanno localmente a diminuire, valori comunque intorno ai 19-22 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo. A me la cipolla non piace. Meno male. Fatelo a casa, buonissimo. E infatti vi confermo tutti i giorni prima del TG, non perdetevi C'è chi la vuole cotta alle 13 e alle 19.30, naturalmente su questa rete Antenna Sicilia. Buongiorno e benvenuto a Salvo Bonaventura, che è segretario generale della UIL Trasporti Catania, Siracusa, Ragusa. Parliamo ovviamente dello sciopero generale contro la manovra economica indetto da questi 2 sindacati. Per oggi è confermato per 8 ore, se non sbaglio, nel pubblico impiego e 4 ore invece nei trasporti, pubblico giusto? locale, sì. Sì, esclusi gli aerei naturalmente. Escluso il trasporto aereo. La scuola?
la scuola aderisce a questo sciopero. Quindi anche nelle scuole e anche nelle università, quindi di Certo. conseguenza. E con i medici com'è finita poi? Ma guardi, c'è anche questa problematica per quanto riguarda la sanità, che coinvolge questo sciopero, cioè il mancato investimento sulla sanità pubblica rispetto probabilmente a investimenti o a favorire la sanità privata, che coinvolge con questa manovra le scelte di questo governo, del Parlamento successivamente per quanto riguarda il nostro Paese. Loro probabilmente, mi pare se non sbaglio, hanno indetto a giornate di sciopero prossimamente, poi ne parleremo comunque più avanti quando sarà il momento. Allora, parliamo un po' della situazione, diciamo, più in generale. No, diciamo subito, Catania c'è una raduno, Catania una c'è un manifestazione. raduno davanti alla prefettura in via Etnea. Via Etnea, Tra qualche ora. 9:30 alle 10. Benissimo, quindi chi è interessato può trovarsi lì da quelle parti. Ma farete ricorso, come ha annunciato Landini? Faremo sicuramente ricorso. Ultimamente, come dire, noi ci eravamo privati di queste uscite del ministro Salvini, è stata un'occasione lo sciopero perché uscisse fuori mettendo in discussione anche il diritto allo sciopero, fatto grave noi riteniamo in questo momento difficile del nostro Paese, dove con la manovra finanziaria, con la manovra del governo sicuramente è il documento, cioè la scelta più importante che fa. Cos'è che non vi piace di questa manovra? Che si chiama manovra, una volta era la finanziaria, diciamo che sono le misure economiche del governo. Guardi, lì intervengono proprio le scelte del governo e del Parlamento sul Paese. Noi abbiamo assistito con la manovra approvata, stiamo vedendo con la manovra approvata dal governo che di fatto non vi sono delle scelte che guardano alla detassazione per quanto riguarda i salari, alle politiche per quanto riguarda il costo del lavoro, quindi con la detassazione dei salari. Contemporaneamente non abbiamo visto che c'è una scelta da parte di questo governo per quanto riguarda l'aumento indiscriminato dei costi per quanto riguarda sia la tassazione ma sia per quanto riguarda proprio i costi al consumo. Partiamo dal costo della benzina e quant'altro. Contemporaneamente rispetto agli annunci che ci sono stati nel passato per quanto riguarda le politiche delle pensioni, la Fornero rimane lì, la vai addirittura a peggiorare. Quindi da una parte non si sono affrontate, come dire, le problematiche che restano lì dei salari relativamente alla tassazione, dall'altra parte la gente, le persone, i lavoratori dipendenti si ritrovano con un aumento dei prezzi in maniera indiscriminata. Allora, queste diciamo, sono le ragioni della vostra agitazione che era già prevista da qualche tempo e che è stata confermata. Però il ministro Salvini dice una cosa, dice però non è possibile bloccare un paese, si riferisce in particolare ai trasporti, tanto è vero che voi stessi poi avete ridotto in seguito all'intervento dell'Authority che ha detto 8 ore sono troppe, i trasporti saranno bloccati ormai fra poco meno di mezz'ora dalle 9 alle 13. alle 13. Ma perché allora parlate di minaccia al diritto dello sciopero? Perché poi per il resto le 8 ore sono confermate. Dico al ministro Salvini, alla politica, probabilmente interessa più riempire le cronache dei giornali e stare al centro dei riflettori utilizzando questi temi per deviare magari argomenti che sono più di interesse generale e della collettività e di questo paese, come per esempio andare a mettere delle somme appostate lì per il trasporto pubblico locale, per quanto riguarda investimenti nel trasporto pubblico locale e per quanto riguarda il rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Quindi diventa più semplice magari accendere una miccia su questi argomenti anziché andare a affrontare argomenti che sono sicuramente più seri e che toccano le tasche degli italiani. Questo tra l'altro è il suo argomento perché lei è segretario generale della Will Trasporti, quindi come dire, queste cose le mastica tutti i giorni. Non è una sfida a Salvini questo sciopero però. Non è assolutamente una sfida da Salvini, tra l'altro è anche curioso che Salvini è l'unico ministro di questo governo che entra a gamba tesa nel momento in cui noi cerchiamo di dar voce a quello che è il lavoratore dipendente, che è il pensionato, che non riesce a sbarcare il lunario, che sono quei giovani che purtroppo abbandonano le nostre città, specialmente a sud, in particolar modo in Sicilia, per emigrare in altre parti del mondo per avere un lavoro dignitoso. Voi notate che nel governo
l'unico che si è fatto avanti in questo senso è proprio il ministro. Parliamo invece, lei ha già accennato della Sicilia e di Catania. Che situazione c'è per quanto riguarda come dire, le condizioni di vita e di lavoro, come si diceva una volta? Guardi, questo sciopero, per quanto mi riguarda in particolar modo, spero che possa accendere riflettori sui temi veri che ci coinvolgono ogni giorno, perché magari ultimamente siamo stati distratti da fatti sicuramente importanti delle politiche internazionali e quant'altro, ci mancherebbe, però è anche vero che la manovra di un governo incide fortissimamente nelle nostre tasche, incide fortissimamente su quei lavoratori che hanno perso il lavoro, su quei giovani che sperano un lavoro dignitoso. Su Catania, le cronache proprio di ieri, assistiamo all'ultimo fatto scandaloso di un lavoratore di AMT, del trasporto pubblico locale, che viene aggredito per l'ennesima volta con un coltello da parte di un bullo, di un folle, mentre svolge la sua regolare attività. Quindi il problema, per quanto ci riguarda, e in genere della politica, che non mette al centro della discussione o dei temi importanti che sono quelli della sicurezza sui luoghi di lavoro, che sono della sicurezza delle comunità, assieme a quello dei redditi e dei salari. Cioè che la politica ricominci a trattare i temi importanti per quanto riguarda questo Paese. Quindi è uno sciopero non certamente assolutamente contro Salvini, che entra in questo ragionamento, ma è sulle politiche di questo Paese, che vanno dall'istruzione, che vanno dalla formazione, che vanno per quanto riguarda la sanità pubblica e il trasporto pubblico locale. Una manovra del governo indica sicuramente le scelte che tu fai rispetto a non disturbare le multinazionali possibilmente, o la finanza con le banche, e occuparti, avremmo preferito che occupassero prevalentemente per quanto riguarda i costi indiscriminati, i salari e quant'altro. In Sicilia in particolare le chiedevo questo, qual è la situazione che, diciamo, Sicilia, guardi, c'è uno spaccato per quanto assolutamente preoccupante, perché le porto un esempio che è eclatante. Per esempio AMT, che è il trasporto pubblico locale di Catania, ha fatto a suo tempo concorsi per quanto riguarda autisti, man mano questi autisti si sono dimessi, hanno lasciato il lavoro, perché con lo stipendio, il salario che percepiscono da un'azienda pubblica non riescono, come nella scuola, a sparcare avanti il lunario, arrivare a fine mese. Quindi magari cercano opportunità di lavoro diverse che gli un salario maggiore. Cioè, preferiscono addirittura licenziarsi dal trasporto pubblico locale. Perché i salari sono talmente bassi, ma magari a altre parti del mondo, all'estero, o a immigrare in altre parti d'Europa. Le correnti fuori dalla Sicilia sono sempre forti. Guarda, è uscito proprio un'indagine pubblicata da Repubblica che segnava proprio questa massa di immigrazione, in particolar modo di giovani, verso altre parti del mondo o di Europa. Del mondo, vero? Vanno fuori anche dall'Italia ormai. È impossibile. Quindi non porsi, come dire, questi grandi temi e riempire le cronache magari con fatti meno legati a aspetti familiari, possibilmente del Presidente del Governo o altro, alle soglie di una scelta importante, quello come di una manovra finanziaria, è veramente preoccupante. E la manifestazione di Catania, che sarà fra una mezz'ora circa, abbiamo detto, davanti alla prefettura, che caratteristiche avrà, che vuole esprimere? Ma la manifestazione sicuramente in questo momento, come quella che ci sarà a livello regionale a Siracusa, con Siracusa ce n'è una Siracusa il regionale. 20, ci sarà un raduno regionale a Siracusa, ci sarà la presenza anche di Bombardieri, il nostro segretario nazionale, che chiuderà questa manifestazione proprio a Siracusa il 20, vuole accendere riflettori sui grandi temi importanti poi di questo Paese, del lavoratore, di chi non ha più il reddito di cittadinanza e si è visto a trovare nessun'altra soluzione rispetto alla perdita di quel sostegno a reddito, di quel reddito che comunque gli veniva elargito. Quindi non entro come dire, nella scelta politica su uno strumento o un altro. Entro sul tema delle politiche importanti che coinvolgono poi il singolo. Quindi è uno sciopero non contro Salvini o contro il governo, ma contro le misure decise dal governo.
Bene, allora, come dire, in bocca al lupo per quanto riguarda le vostre iniziative di oggi. Vedremo poi naturalmente nel telegiornale la cronaca di questa giornata che seguiremo anche noi. Facciamo una breve pausa e poi ci occuperemo di altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, il nostro ospite è Alessandro Idonea, che è direttore artistico del Teatro Metropolitan, che debutta domani con una stagione ricca di risate, ci tenete a dire. Domani cosa c'è in programma? Domani apre la stagione lo spettacolo Cameriera cercasi tuttofare, una commedia che riprendiamo perché quello che era il nostro capocomico, ovvero mio padre, nel 70, tornando da una tournée dall'America, aveva visto i musical e se n'era innamorato, e quindi appena rientrato a Catania la prima cosa che fece, cercò gli amici, il maestro Santi Caruso, Nino Leone, che scrisse il testo, li mise assieme e fecero questa commedia musicale che ebbe grande successo perché appunto è una commedia nostra, tra l'altro era contemporanea perché era ambientata negli anni 70, ma con questa novità assoluta di ballerine, musiche. E stiamo vedendo qualche immagine di un cartellone a cui lei tiene, ricco di risate, è vero? Sì, è un cartellone dove noi seriamente facciamo ridere. Abbiamo scelto questi 6 appuntamenti con spettacoli sia nostri che spettacoli nazionali. Abbiamo come ospiti anche Antonio Catania e La Foschi ma aspettate che ho perso il titolo, ok, ma non avevamo detto per sempre, oppure lo spettacolo Stalle Olio che appunto ripercorre la vita dei... Esatto, quello che sta passando adesso, ripercorre la vita appunto dei due comici straordinari. È una stagione ricchissima di divertimento. Poi avete Amuri Siciliano. Questo è di Carmelo Caccamo, debutta la settimana prossima, il prossimo fine settimana, Amuri Siciliano, che poi sarebbe una versione tutta di Carmelo del Annata Ricca e Massaro Contento di Nino Martogli. Famoso. Fantastico. Ma poi insieme al Metropolitan fa spettacoli musicali, avete in programma Bennato, i Dire Straits, Legacy, gli eredi dei Dire Straits. Esattamente, diciamo che il teatro poi è ricco perché per fortuna è un teatro che viene richiesto anche per questi eventi, essendo un teatro da 1800 posti, si presta a concerti o a spettacoli di grandi eventi, diciamo. Ma mi racconta un po' della sua carriera, parliamo un po' di questo rapporto bellissimo col padre. Ma io ho avuto la fortuna o sfortuna, dipende, ve lo dirò fra qualche anno, di essere preso e buttato sul palcoscenico all'età di 3 anni, con il primo spettacolo che fu il Lio là. Io interpretavo proprio il più piccolo dei 3 figli di Lio là. E che posso dire, è stato amore a prima vista, anche perché io oggi se mi chiedessero tu da grande cosa vuoi fare o cosa pensavi di fare, ma io non ho mai pensato di fare altro se non l'attore, perché io sono nato e cresciuto, mio padre faceva l'attore, mia madre comunque faceva l'attrice, mia nonna faceva l'attrice, cioè io sono nato e cresciuto dove mi giravo, la mia famiglia era la compagnia, io ricordo queste tournée all'estero infinite, a volte stavamo anche un mese e mezzo in America, girando appunto in lungo e in largo il Canada, il Brasile, l'Argentina, gli Stati Uniti, e spesso la mia famiglia si allargava perché mia madre e mio padre, che magari avevano l'appuntamento col console, con l'ambasciatore, mi lasciavano con qualcuno della compagnia, quindi era... Sì, io ho questi ricordi di questi, a proposito prima si sentiva di questo flusso migratorio che sta ripartendo. Parlavamo con i sindacalisti. Esatto, e io l'ho vissuto, cioè io l'ho visti, io quella prima migrazione l'ho vissuta, li ho incontrati e non dimenticherò mai. Oggi è tutto più facile, abbiamo i cellulari, abbiamo internet, quindi rivedere la nostra città, i nostri ricordi, i nostri affetti è più facile. Pensate quando 25 anni fa
ancora esisteva solo il fax e per tornare bisognava fare anche viaggi lunghi certe volte e costosi. Oggi andare a New York quasi non voglio dire che ce lo possiamo permettere tutti, ma non è proibitivo. Costa anche meno di quelli dei voli. Paradossalmente sì, rispetto alle nostre compagnie per fare un Catania-Roma. E una volta invece ci volevano milioni e milioni, certo. E quindi... E comunque incontrare quelle comunità era molto bello. È stato bellissimo, è stata forse la mia più grande formazione, anche perché il nostro teatro spesso si basava sul pubblico che avevamo davanti, perché non è che noi tutte le sere arrivavamo e sapevamo di incontrare gli siciliani. Il nostro testo era siciliano, ma magari quella sera ci dicevano no, ma la comunità stasera è veneta. E quindi ci guardavamo negli occhi e poi faceva, mi raccomando, stasera si recita in italiano. Quindi tu entravi in scena e il testo che avevi nella testa siciliano facevi una traduzione simultanea in italiano per cercare di farglielo capire. Guarda, era una cosa bellissima. C'è un racconto, la mia compagnia ogni tanto lo sa, una sera lì avevano i comites, avevano l'abitudine che la cena si faceva prima dello spettacolo. Per noi era impossibile, non puoi mangiare prima di esatto, no, non puoi. E quindi una sera arrivò questo presidente del comité e fa, allora ora andiamo a mangiare e poi andate a fare lo spettacolo. Giustamente papà li guarda e gli fa, no, noi non possiamo andare a mangiare, se mangiamo spettacolo non ne facciamo. Ma nuatri, lui era siciliano, era di Ciumidini, si fa, ma nuatri cunzama insalata già. Allora, durante lo spettacolo c'era questo presidente del Comites seduto in prima fila che ne faceva così per dire stringete e poi ti faceva arremodda insalata e quindi perché avevano dovuto posticipare e avevano ormai condito l'insalata e quindi si sarebbe rovinata. E infatti io con la compagnia ogni tanto quando devo stringere li guardo, quelli che sono della vecchia, guardi e gli faccio, signore mi raccomando arremodda insalata. Bellissimo. Poi Catania comunque rientrando nelle nostre parti mantiene vivissima una passione, una tradizione. Ma guarda, io da quando sono nato a oggi sento che il teatro è in crisi. Le ho viste tutte le fasi della crisi del teatro da quando sono nato. Vi posso dire che Catania è sempre stata viva, comunque è una città che anche nei momenti di crisi si è sempre saputa reinventare e riproporre nuove tipologie di teatro. Oggi Catania è una città molto viva. Certo, secondo me c'è molta confusione, nel senso... Confusione in che senso? Nel senso che secondo me dovremmo chiarire di più chi fa che cosa. Ogni tanto c'è un'insalata che non si capisce, però tutti fanno tutto. Esatto, questo. Però a me sta bene, nel senso quando tu hai comunque questa offerta, il pubblico poi comunque la strada la trova e quindi benvengano tutte queste proposte. Il pubblico di Catania è un pubblico, Catania, Sicilia, raffinato, che ha un'abitudine, quindi sa distinguere. Ma noi dai greci a oggi, voglio dire, il teatro da noi ha fatto scuola e quindi sì, il siciliano è cresciuto a pane e teatro, ecco. E non glielo possiamo togliere. Sì. Possiamo solo cercare un nuovo linguaggio oggi, perché come tutte le cose bisogna aggiornarsi. Ecco, questo è il problema, forse lei che ha il polso, i giovani, l'internet, la distrazione da come si dice, da social. Non li allontana dal teatro. Purtroppo sì. È quello che bisognerebbe oggi magari fare capire ai giovani è che ok, non perché tu stai vedendo lo youtuber del momento, quello è un artista. Quello bisognerebbe far capire. Purtroppo oggi è difficile. Vale per tanti mestieri, compresa la comunicazione. Sicuramente. Però per noi oggi quello è un problema. Giusto. Perché vedere che uno youtuber, per carità, va benissimo. Un po' improvvisato. Però è un po' improvvisato. E allora ai giovani che non hanno gli strumenti per leggere e capire, ecco, bisognerebbe spiegargli. Allora bisogna dire, sapete, quello è uno youtuber, ti farà divertire, dirà delle cose anche interessanti, però attenzione, perché lo youtuber
se lo metti su un palcoscenico non è fatto di patto che sappia tenere 1 ora, 2 ore il palcoscenico, perché una cosa è fare il video di 30 secondi dove puoi tra l'altro anche dire quello che vuoi, a teatro rischi pure le querele, quindi è un po' più complicato, devi trovare, bisognerebbe spiegarglielo. Noi ci stiamo provando, anche quest'anno per esempio fra le proposte c'è uno spettacolo per le scuole che è la storia di Cyrano, la storia? di Cyrano, che appunto il Cyrano, una versione ridotta perché 3 ore oggi non lo puoi fare più, soprattutto i ragazzi non ti seguono più proprio perché per quello cui sopra, abituati alla velocità, e quindi abbiamo fatto una riduzione di 1 ora e un quarto, commedia musicale, quindi abbraccia più affascinante anche esattamente, e devo dire stiamo avendo un'ottima risposta. Speriamo che questo appunto sia un punto di partenza per riportare i giovani a teatro e farli innamorare nuovamente del teatro, perdonatemi, con la T maiuscola. Benissimo, cominciamo da domani, Cameriera Cercasi, Metropolitan, poi anche domani è alle domani 17... doppio spettacolo, 17:30 e 21, come dicono a Oxford, romani ne raccogliono con cucchiarino, una commedia musicale. Non è finita perché anche domenica 17:30, ma già domenica ci siamo riposati. Grandissimo. Alessandro Idone, allora il direttore artistico del Teatro Metropolitan di Catania, grazie, in bocca al lupo per tutte le vostre belle iniziative. Grazie a voi e crepi. Bene, ci fermiamo qui per qualche minuto e poi dopo ancora un altro argomento. Buongiorno Sicilia, state con noi. Buongiorno Sicilia, una notizia di cronaca di qualche minuto fa: c'è un'operazione in corso a Catania della Guardia di Finanza, si chiama Vento di Scirocco. Hanno confiscato 20 milioni di euro nei confronti di un uomo che è ritenuto vicino al clan mafioso dei Mazzei, i cosiddetti Carcagnosi. In particolare sarebbe stato attivo nel contrabbando di prodotti petroliferi. Sequestro per 20 milioni di euro. Adesso diamo il benvenuto al nostro ospite che torna qui da noi, Dannino Arena, cantante, attore. Ciao, grazie di essere qui. Grazie a voi. Presenta il suo secondo album che si chiama Lettere mai spedite. Ma a chi le dovevamo spedire queste lettere? All'amore. Ah. E perché non sono state spedite o non vengono spedite? Abbiamo visto la copertina molto bella, colorata con lo stesso colore della maglia che indossi, della foulard. Perché non vengono mai, cioè perché mai spedite? Lettere mai spedite viene proprio, diciamo, gli anni in cui ci troviamo, no? Oh. Le lettere non si spediscono più, ormai esistono i messaggi, gli SMS, esiste WhatsApp, non si scrive più a penna e la musica ha preso una direzione elettronica. Quindi volutamente all'interno di questo disco prendo una direzione acustica elettronica. Quindi il ritorno della musica, ma anche la contemporaneità. Sì. Tu Danilo, sei un figlio d'arte. Sì. Parliamo un po' della tua famiglia, Sì. del tuo papà. Papà suonava, cantava, aveva un gruppo che si chiamava La Ruota del Tempo e mi ha trasmesso, diciamo, lui la passione per la musica. Mi ha fatto, diciamo, come si usa dire, crescere a Pane Battisti, Pane Cocciante, Renato Zero. Che bella. Mi ha trasmesso la musica giusta, come dire. Sì, però poi tu sei passato come da ragazzo, da giovane, alla break dance. Sì, è anche. vero? Anche. Ma sei un campioncino di questo, un campione. Diciamo che nasco ballerino, no? Artisticamente. Nasco ballerino per poi continuare gli studi per quanto riguarda l'espressione corporea e quindi l'acting, la recitazione, no? Quindi completare la formazione in tutti i campi. A me piace proprio da morire tutto quello che è l'espressione dell'arte. Cioè non nascondo che potrei domani affascinarmi a scolpire, a fotografare. Bellissimo. Perché è l'arte quello Perché l'arte che cos'è? Comunicazione? Cos'è? Non lo so, mi prende, credo che sia la giusta maniera per esprimermi e per esistere in questo mondo personalmente. Bellissima, una vocazione autentica. E senti, a un certo punto ho letto nella tua biografia, ti sei appassionato ai giochi di ruolo, che io mi ricordo
esistevano qualche anno fa, ma che erano? Ce lo vuoi raccontare? Tu facevi con Graziano, tuo fratello, vero? Esatto, con uno dei miei fratelli, con Graziano, che mi portava in questi eventi di gioco di ruolo dal vivo, che non è nient'altro che teatro ludico. Teatro, esatto. È una lunga improvvisazione, mantenendo ed interpretando dei personaggi all'interno di un'ambientazione originale. È questo, diciamo, è come trascorrere un po' di tempo e poi con si gli improvvisa amici. però, Sì, esatto, devi avere anche una certa dote che ti consente di sfidare. Ed è stato lì, Michele, sai che comunque io ho iniziato a scoprire la passione per quello che era la recitazione. E poi sei passato anche, hai detto formazione completa, le danze caraibiche. Sì, esatto. Esatto. Questo sempre con i fratelli. Mio fratello Giovanni mi iscrisse, che è il nostro primogenito, mi iscrisse alla prima accademia. E io studiai per l'accademia, quindi si studia? Sì. Dov'è? E ne ho frequentate diverse, il diploma l'ho preso all'Accademia a Catania, qui, Fuego Latino, riconosciuta dal CONI. Ma che bello! Sì. E poi grazie a questo che sei diventato campione italiano di danze caraibiche. Con mia sorella Denise. Con tua sorella Denise. Ma è meraviglioso. E le danze caraibiche sono ancora vive? Piacciono tantissimo ancora? Sì, credo di sì, abbastanza. Io da questo mondo devo dire la verità, ne sono uscito perché mi sono poi tuffato in quello che è il mio lavoro attuale. Cioè ho trovato una completezza, ho trovato l'arte più completa nella recitazione, in cui potevo realmente cantare, ballare, recitare, suonare, fare tutto, no? E quindi mi sono tuffato all'interno di quello che poi adesso è il mio mondo personale. E non a caso tu sei, per esempio, facciamo alcune citazioni, nella fiction Vanina Guarasi, che è una campione d'ascolti, no? Da libri di Cristina Casascalia. Lì che ruolo hai? Prossimamente su Canale 5, tra l'altro, questo. Io interpreterò l'agente Lo Faro, un agente di polizia. Un agente di polizia. Vanina Guarrasi è il vicequestore, no? Noi siamo, in questo caso, la Omicidi di Catania. Caspita, e che esperienza è stata? È stata molto bella, veramente. È stata una seconda collaborazione con un regista che stimo e voglio tanto bene, che è Davide Marengo, che ho conosciuto in occasione della terza stagione del Cacciatore. Mi ha ridato questa grande opportunità, potendo interpretare un ruolo principale per una rete nazionale. Ma ti sei dovuto tagliare i capelli però? Sì, guarda, in Vanina Guarrasi ho i capelli tirati all'indietro e io solo il baffo. Ecco. Diciamo che non sono molto riconoscibile nei progetti, Michele, perché... Mi sa che ti riconosceranno. Senti, ma sei anche dentro in Comandante, questo nuovo film di cui si discute tanto per Francesco Favino. È un film importante perché, ecco, vediamo se riusciamo a vedere un po' perché è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale dentro un sommergibile, quindi un'atmosfera un po' chiusa, un po' cupa, eccetera, però c'è una grande eroica vicenda all'interno, perché salvate, senza raccontare perché, per quelli che non l'hanno visto, diciamo, senza spoilerare troppo, però c'è un episodio, una storia di eroismo e di generosità, vero? Tu che ruolo hai lì nel film? Io interpreto Niccolo Poma. Che è, diciamo, la voce di Dio, il primo cannone e prima mitraglia del sommergibile Cappellini. E che esperienza è stato bello recitare con Favino? Troppo. È stato un film divertente, rischioso, pericoloso, faticoso. Il freddo non è interpretato, ma è sentito davvero. Abbiamo girato in mare aperto. È un film, credo, necessario, urgente, ancora attuale, perché ancora noi comunque continuiamo a non imparare nulla dai nostri errori, perché la guerra è proprio un tema caldissimo tutt'oggi, e non è una storia di guerra, comandante, ma è una storia di pace. Questo ci tengo a sottolinearlo. È una storia italiana, è una storia vera, ed è un film che vale la pena andare a vedere. Sì, in effetti poi come dire, rievoca un episodio
poco noto, anzi del tutto sconosciuto direi alla maggior parte, almeno io non avevo la minima idea, e che invece fa vedere, come dire, la generosità, i tratti migliori dell'animo di noi italiano, sì. Anche in situazioni terribili come sono quelle della guerra. Ma torniamo alle lettere mai spedite. Sì. Allora, tu c'hai lì il disco. Il disco? Sì. E quanti pezzi ci sono lì? Sono 8 brani. Tra l'altro io parlerei del compact disc, oggi nel 2023, no? E ho preso proprio questa scelta. Ovviamente il disco il 23 di novembre uscirà su tutte le piattaforme digitali, ma ho preso la scelta di volerlo stampare questo disco. Perché? Perché non tutti lo fanno più. Non tutti lo fanno più, Michele. E tu perché l'hai fatto? Io l'ho fatto perché credo che toccare qualcosa con mano, sentirla davvero, sia un'altra cosa. Credo inoltre che ascoltare la musica masterizzata, cioè con un passaggio attraverso delle macchine e quindi masterizzata in compact disc, ci restituisca ovviamente una qualità sonora veramente superiore. Migliore, certo, perché... Oggi l'errore forse potrebbe essere quello di ascoltare la musica col telefonino. Io invece ricordo di me insieme a mio padre seduti sul divano, dove se volevamo cambiare traccia ci alzavamo dal divano e andavamo a cambiare la traccia. Cioè la bellezza del disco che inizia e finisce, cioè dall'inizio alla fine, del disco che è un concept, del disco che è un racconto, no? Un racconto, esatto. Beh, questo è molto bello questo, anche se devo dire che certamente la comodità di questi strumenti, anche da questo punto di vista, sì, perde la qualità, però poi ti consente... Senz'altro. Però è bello che tu possa fare l'una cosa e l'altra, cioè sì, essere sì, presente. sì, esatto, entrambe le cose per nostalgia, per restituire magari qualcosa di un oggetto che magari col tempo, attenzione, prende valore, perché i vinili stanno salendo, tornando, i compact disc stanno anche salendo, proprio parlo di prezzo di valore nel mercato. Certo. Quindi scelte molto oculate, molto giuste. Bene, Danilo Arena, cantante e attore, lettere mai spedite. Complimenti, in bocca al lupo per tutto. Questo è vostro. Ah, grazie, che bello. Lo custodisco con grande gioia, con grande piacere. Adesso ci fermiamo per qualche istante e ci guardiamo insieme il nostro almanacco. State con noi, buongiorno Sicilia. Vi siete ripromessi di andare in palestra, ma fa freddo e piove? Ho la soluzione. Dovete sapere che immergersi in una vasca con acqua regolata sui 40 gradi permette di bruciare le stesse calorie che si consumano con una camminata di 30 minuti. Ad affermarlo sono gli esperti di un'università inglese, stimando che il consumo energetico si attesti sulle 130 calorie. O più facile di così, cioè... I polpi hanno 3 cuori, 9 cervelli e il sangue blu. 2 cuori pompano il sangue verso le branchie, mentre il terzo verso gli organi. Ha un cervello principale e altri 8, uno alla base di ogni tentacolo. Infine, mentre il nostro sangue è rosso, perché contiene appunto l'emoglobina, una sostanza ferrosa, i polpi hanno il sangue blu perché contiene la cianoglobina, a base di rame. Make hay while the sun shines. Letteralmente, fare il fieno mentre il sole splende. È l'espressione che si utilizza quando si sfrutta una circostanza favorevole, da cui ottenere il più possibile profitti. Eccoci qua, ed è il momento delle stelle, anzi lì c'era un'alba o un tramonto, bellissimo. Allora, Marco Amato, ci sei? Vediamo quale tazzina oggi. Buongiorno. Ma questi sono i cosi, i fenicotteri. Fenicotteri. Ma ne sai una oggi più del diavolo. Trampolieri. Trampolieri, ne sai una. Perché Qui in Sicilia si vedono i fenicotteri. Sì, Dove si vede. va? Ma
Si vedono ed è una rotta migratoria assolutamente amata da questi meravigliosi uccelli. Addirittura ho avuto il piacere di vederli nel catanese e soprattutto nel siracusano, è una loro zona di sosta tipica, ma l'anno scorso ho avuto il piacere di vedere proprio uno stormo proprio qua davanti al mare. Io abito vicinissimo al mare a Palermo e all'autoscopio assistemmo tutti a bocca aperta a questo stormo rosa di felicotteri che Ma stavano su una svolazzava. zampa veramente? Sì. No, qui ce n'è, mi dico alla regia, il mio collega Tonino De Mana mi dice, qui sono sull'oasi del Simeto, ci sono. Vabbè, chiudiamo questa parentesi molto bella, ma che c'entra poco con le stelle forse, o no, Marco? Eh sì, allora, oggi è venerdì, quindi come da tradizione diamo le previsioni per questo weekend che appunto si annuncia veramente molto particolare, perché la Luna da un freddo Capricorno passa in un elettrico ed elettrizzante Acquario, ma il protagonista di questo weekend è proprio Nettuno, che con la Luna non ci fa smettere di sognare. E beh, c'è una distribuzione zodiacale ottimale un po' per tutti gli elementi dello zodiaco. Quindi andiamo a vedere cosa faranno. Il fuoco per prima, e beh, con degli aspetti planetari così interessanti, e soprattutto l'Ariete che si concede un weekend veramente bello, proprio perché l'Ariete si sta riattivando, quindi teniamoci forte, perché il numero 1 dello zodiaco sta di nuovo ruggendo per uscire dalla sua gabbia. Dopo tanto lavoro e tante cose da fare, soprattutto in famiglia, l'Ariete si concede alle passioni, quindi occhi agli Ariete, questo weekend saranno veramente i predator del fine settimana, mettiamola così. Hai capito? Leone, è una fase un po' di stanca, però vi assicuro, cari Leone, che l'ultimo weekend è di tribolazione, perché già dalla settimana prossima i pianeti passano in Sagittario, quindi avrete i trigoni di fuoco, e questo weekend la Luna, per quanto sarà avversa e vi farà riflettere su alcune dinamiche familiari, gestionali e affettive, non vi darete comunque per vinti, e anche se ci sarà un sottile nervosismo riuscirete comunque a imporre la vostra idea. Sagittario, stanno per arrivare i pianeti dalla vostra parte, quindi riattivazione pure per voi, anche se tutto il lavoro dei pianeti in Scorpione vi ha aiutato a riflettere su quelli che sono gli errori di impostazione e di comunicazione nella relazione, errori comunque da non fare, quindi non siate sempre metà cavalli, siete anche metà uomini, e da bravi centauri usate sia l'istinto ma anche la razio. Ebbene, passiamo ai segni d'aria: Gemelli, Bilancia, Acquario. Stupefacente il lavoro dei Gemelli, che anche se ha il suo pianeta in opposizione Mercurio, che a tuttora è in Sagittario, ha voglia di rifare tutto, di rimpiantare, di rimpostare un po' famiglia, relazioni, affetti e soprattutto lavoro, in cui sta brillando e si sta dando molto da fare. Bilancia, la signora Bilancia, a proposito di lettere d'amore scritte o meno, Vecchioni cantava in una sua meravigliosa canzone: Milady, il cuore è un soldatino che scrive lettere a nessuno. E beh, cari Bilancia, non siate rigidi, se magari qualche ex non è propriamente un ex, rivedete un po' la vostra storia affettiva e cercate di dare una chance. Acquario, a proposito di rigidità, voi siete proprio il segno degli assoluti, ma questo weekend scioglierà persino voi con un sogno d'amore e una seduzione che non vi aspettavate proprio, un weekend di guarigione e finalmente di fine stress di un periodo veramente al fulmicotone. Quindi adesso rilassatevi e tornate a essere ridanciani e sereni con gli amici che sentono molto la vostra mancanza, a volte vi chiudete un po' troppo. Terra, Toro, Vergine e Capricorno, un po' più decisi, anche se per Toro e Vergine ancora si barcamenano su attività lavorative che non producono tanto, e qualche pensiero c'è. Questo weekend non impedirà loro di lanciarsi negli amori, nelle passioni e nei sentimenti, quindi siate generosi, mentre invece il Capricorno, che sa essere molto generoso quando vuole, deve smetterla di avere un po' di sospetti e delle remore su tutta una serie di cose, o aprite o no. Del resto, proprio voi che non ammettete le vie di mezzo, vale anche per voi, rifletteteci un po' su. Gli Acqua sono i segni un po' più privilegiati questo fine settimana, anche se, come ho detto prima, va bene grosso modo per tutti. Cancro, Scorpione e Pesci. Al Cancro questa irrettezza fatta di sogni e di passioni. Il Cancro
cancro deve decidere se ha finito di amare qualcosa o qualcuno e se si è innamorato di qualcos'altro o qualcun altro. Ciò che non volete più, se non vi soddisfa, cambiatelo senza paura, assolutamente. Scorpione, sempre più in risalita, visto che i pianeti sono stati generosissimi in questo momento della vostra vita, soprattutto perché giocare a basso volume o a poco rischio non è da voi. Lo Scorpione, per quanto ama avere delle certezze, ama essere ambizioso e puntare in altro, quindi pensate in grande, state ambiziosi, è tornato il periodo delle grandi imprese. Pesci, per ultimi, dolcissimi come sempre, questo weekend vi renderà assolutamente avvolgenti e presenti, soprattutto per un familiare che ha bisogno di voi, e in questo siete molto prodighi, ma il vostro Saturno stimolato imporrà che si farà a modo vostro, quindi fate la voce grossa che anche a voi, seppure siete il segno della dolcezza e lo spirito di sacrificio, ogni tanto è concesso. E detto questo, auguro un bellissimo fine settimana a tutti quanti, compresi gli uccelli trampolieri. Grazie a tutti, e compresi anche noi due, che a nostra volta auguriamo a voi buon weekend. Buon weekend, la rubrica che propone i migliori suggerimenti per chi questo fine settimana vuole uscire e gustarsi un po' della nostra amata Sicilia. Ad Agira, oggi e domani, 17 e 18 novembre 2023, si celebra il dolce siciliano più rappresentativo della provincia ennese, con la Sagra della Cassata. 3 giorni per gustarne tutte le varianti. Nel caratteristico borgo medievale di Capizzi, in provincia di Messina, vi aspetta il tartufo tra i sapori d'autunno. La sagra che dal 18 al 20 novembre ci porta a scoprire i sapori del territorio attraverso prodotti di macelleria, dolci e formaggi aromatizzati al tartufo. A Misilmeri, in provincia di Palermo, il 19 novembre vi aspetta la Sagra dell'olio e della salsiccia, un'intera giornata dedicata all'oro verde del Mediterraneo, l'olio extravergine di oliva, con spazio a momenti di musica e di intrattenimento. Nelle sale della Galleria d'Arte Moderna di Palermo è possibile visitare da oggi fino al 28 novembre Frida Kahlo, Una vita per immagini. Mostra promossa dall'assessorato alla cultura del comune di Palermo che celebra la figura dirompente e geniale della celebre artista. A Catania, nello scenario delle cantine settecentesche del Monastero dei Benedettini, il 18 e 19 novembre vi aspetta Ulisse all'inferno, lo spettacolo teatrale itinerante che intreccerà la sua sceneggiatura con una cornice suggestiva naturale, la pietra lavica. Da oggi al 19 novembre a Catania c'è il Beer Catania, il festival delle birre artigianali. Tantissime varianti di bionde, more e rosse che riusciranno a soddisfare curiosi, neofiti e appassionati. Tutto pronto per Inicon, che quest'anno si svolgerà dal 17 al 19 novembre a Menfi, in provincia di Agrigento, eletta Città Italiana del Vino 2023. Durante i 3 giorni, Menfi ospiterà i sindaci delle città del vino di tutta Italia ed i maggiori protagonisti della scena enologica siciliana. Nella piazza di San Fratello, in provincia di Messina, si celebra la festa di San Martino con il Martin Fest, che porta per le strade il buon vino locale e le eccellenze del territorio nebrideo. La prima edizione di Mangia e Cambia, la festa della cultura agroalimentare slow, animerà la città di Messina dal 17 al 19 novembre. Un evento dedicato al cibo sostenibile e a favore della biodiversità alimentare. Buon weekend! Buon weekend davvero con queste meravigliose proposte. E adesso, caro Angelo, lo sai che il 17 novembre del 1855 l'inglese David Livingstone diventa il primo europeo a vedere le cascate Vittoria, nominate così in onore della sua regina. Sono al confine fra Zambia e Zimbabwe. Eccole qua, guardate, e sono tra le più spettacolari al mondo.
Il 17 novembre del 1869, alla presenza dei più potenti sovrani del pianeta, viene inaugurato il canale di Suez. Dietro a questo grandioso e prodigioso progetto c'è un italiano, si chiama Luigi Negrelli, che ha realizzato ciò che faraoni, persiani e persino Napoleone Bonaparte non erano riusciti a compiere. Per celebrare l'evento Giuseppe Verdi scrisse e compose l'Aida. Il 17 novembre del 1878 Giovanni Passanante a Napoli tenta di uccidere il re Umberto I di Savoia. Pensate che fu la regina Margherita a salvarlo lanciando dei fiori contro l'attentatore. Quasi un secolo dopo, il 17 novembre del 1790, no, scusate, il 1970, un secolo dopo, perdonatemi, l'ingegnere elettronico Douglas Engelbart inventa il mouse. Oh, il topo più celebre della storia, quel giorno riceve il brevetto, 17 novembre 1970. 3 anni dopo, diciamo nel 73, 17 novembre 73, gli studenti del Politecnico di Atene si ribellarono al regime militare in Grecia, portando alla fine del regime dei colonnelli. Questa coraggiosa ribellione è oggi celebrata in Grecia come la festa nazionale. Tocca a me? Sì. Giornata di grandi proteste anche nel 1989, sempre il 17 novembre, infatti inizia la rivoluzione di velluto, famosissima in Cecoslovacchia, un'azione politica non violenta che in meno di 2 mesi rovescia il regime comunista cecoslovacco. Da Terminator a governatore, il 17 novembre del 2003 Arnold Schwarzenegger assume l'incarico di governatore della California. C'è una bellissima foto. Bellissima. Seguendo le orme del presidente Ronald Reagan, rimarrà in carica per 8 anni. E oggi, 17 novembre, Nada Malamnia, eccola qua, in arte semplicemente Nada, compie 70 anni, guardate che magnifica, tanti auguri. A 15 anni ha debuttato a Sanremo con Ma che freddo fa, ottenendo un successo straordinario e non solo in Italia. Nel 71 ha vinto il festival con Il cuore uno zingaro, in coppia con Nicola Di Bari, partecipando poi quello stesso anno a Canzonissima, e noi vedremo proprio questa esibizione. Era la prima artista della prima puntata di Canzonissima, un'edizione condotta da mitici personaggi, Raffaella Carrà e Corrado. Vi lasciamo con Il cuore e uno zingaro, buon weekend, ci vediamo lunedì prossimo. A lunedì.